allo scoccare, non dico della mezzanotte, ma di questa campana sonorizzata in tutta San Marco, un incontro particolare con un oste che rappresenta la città di Venezia, che è Giuseppe Galardi. Come si vive questa piazza con questi riflessi, con questa pioggia, acqua alta a San Marco? L'acqua alta ce l'abbiamo, l'avremo per sempre, anche se stanno costruendo questa struttura che si chiama il Mose per togliere l'acqua dalla città, però guardate un po', io vivo qui in questa bellissima città, questa è la mia città, guai chi me la tocca, e veniteci a trovare, no? Così vedrete come si vive, qual è la nostra realtà. Poi abbiamo alle spalle il padrone. Il padrone, il campanile che quest'anno festeggia i 100 anni. Il 25 aprile si festeggia, si va tutti sotto all'ombra. Ombra sta a indicare bicchieri di vino in veneziano e anche in tutto il Veneto, appunto perché c'era la mestra di vino, si diceva andiamo all'ombra e ora indica il bicchiere di vino all'ombretta, all'ombra. Qualcuno potrebbe pensare, accidenti, loro hanno sempre l'acqua, eppure l'acqua è un po' il successo di Venezia, anche alta. Guai se non ci fosse l'acqua, guai se non potessimo averla. Quindi d'obbligo ovviamente uno stivale per potersi immergere e fare un'ombra. È come andare in montagna senza avere le dopo sci, a Venezia si viene con gli stivali, al mare si va con l'infradito, così semplice la cosa. È semplicissima, tutta veneziana. Ci viviamo da quando i primi abitanti erano nel 300, perciò pensate voi. Sono 1700 erotiani che si vive così e di acqua non è mai morto nessuno. Di vino sì, ma di acqua. E noi ne continuiamo a vivere, soprattutto anche gustando un sapore tutto veneziano. Questo è un pochettino anche quello che è il tuo cuore. Certo, il mio cuore batte fortissimo per la mia città, guai chi me la tocca. No. Quindi diamo il prossimo appuntamento allo scoccare del padron, che tra poco compirà i suoi 100 anni, sempre presso l'Osteria agli Assassini, con un ombre fatto con un ottimo gusto che sia tipicamente veneziano. Esattamente, ci vediamo da me. Incontriamo Giuseppe Galardi che ha creato questa storia. Questo è un bacaro, ovvero sia per Venezia cosa significa e soprattutto come nasce la tua esperienza in questa grande famiglia del gusto. Questo locale esiste dai primi del Novecento, con documentazione si narra che forse anche in fine Ottocento era già aperto. Io sono qui da 24 anni per la precisione, e senza mai traumatizzare il locale negli arredi, in tutto quello che si può vedere, ho mantenuto questa cosa e ho cominciato a usare la cucina tipica veneziana. Un tempo c'erano solo ombre e cicchetti, ombre vuol dire bicchiere di vino, cicchetto sta a indicare un piccolo stuzzichino, no? Perché si accompagna il vino con degli stuzzichini. E poi da lì sempre un po' più su, ripeto, senza traumatizzarla, rendendola sempre così calda, bella, carina, con prodotti tipici veneziani. La mia differenza tra gli altri locali è che io ho voluto cambiare la teoria del ristorante, perciò proponendo tutti i giorni un menù diverso, il menù è datato e propongo 3 giorni carne e 3 giorni pesce. Questo perché la cultura veneziana non è solo di pesce, ma c'è molta carne. Com'è che Osteria agli Assassini ha questo riscontro eccellente da parte del proprio pubblico? Che cos'è che fa di questo luogo un luogo unico, così come dicono tutti? Io, ripeto, seguo molto le tradizioni, ci sono sempre dei piatti innovativi, però senza cercare delle cose che non appartengono alla nostra cultura. Esempio, seguo la stagionalità, perciò si va al mercato, quello che il mercato offre che di stagione, ovviamente adesso ci sono gli asparagi, carciofi, piselli, si abbinano di prodotti tipici con queste cose. Ad esempio, non so, si fa il risotto di piselli che è tipico veneziano, magari uno ci aggiunge del pesce, fa con le manzacolle, risi e bisi, ecco. Ci sono i ravioli con l'interno di pesce con punta di asparagi e gamberetti.
Il successo viene perché ci metto l'amore nelle cose, come tutte le cose, sai, quando ci metti l'amore le cose escono bene, insomma. Io vorrei soltanto che tu mi creassi in questo momento un menù da consigliare a un telespettatore per far appassionare di questa osteria che un po' ti assassina. Per questa occasione ti dico una cosa, pensando a te che mi sembri una santa, propongo le cappe sante ed è semplicissimo. Prendiamo un classico mortaio, ci mettiamo tutte le erbe che abbiamo in casa, rosmarino, salvia, timo, basilico e prezzemolo, un piccolo spicchio d'aglio, tritiamo il tutto. Prendiamo delle cappe sante, le abbiamo ben lavate, le passiamo nella farina, nella noce di burro, nella padella ci mettiamo questa base di pesto, si scioglie il tutto, queste cappe sante vanno a amalgamarsi con questi aromi, questi profumi della terra, si sfuma col vino bianco e brandy, vedrete che tutto si addenserà da solo lentamente, nell'arco di 4 minuti sono fatte, le versate nel suo guscio e le portate in tavola. Vi assicuro che avrete un successo strepitoso. Abbiamo usato 3 tipi di sale, sono di sali hawaiani colorati, verde perché è fatto donato dal bambù, rosso dall'argilla e nero della lava, e serviamo le nostre cappe sante in tavola. Cappe sante dell'amore. L'Osteria Sassini si trova a San Marco, vicino al Teatro La Fenice, in pratica siamo in mezzo tra Rialto e San Marco. L'indirizzo è Rio Terra Sassini 3695. Ovviamente potete seguire il nostro sito www.osteriasassini.it. She's walking over to me, this must be fake.